Buongiorno e buona domenica, eccoci dunque all'appuntamento ancora una volta con Regione Europa, il settimanale europeo della TGR, la testata giornalistica regionale diretta da Alessandro Casarin. Grande festa nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles per l'iniziativa Sapori di Veneto, organizzata dagli alimentaristi di Confartigianato Imprese Veneto e dall'europarlamentare della Lega Nord Mara Bizzotto. Obiettivo: valorizzare le eccellenze dell'enogastronomia veneta, una missione complessa ma curata nei minimi particolari da 25 maestri artigiani di tutti i mestieri della tradizione regionale, pasticceri, panificatori, fastai, gelatieri, cioccolatieri, ristoratori, caseari, salumieri, gastronomi e molitori, che hanno accompagnato gli ospiti in una passeggiata gustosa lungo gli itinerari culinari tipici delle 7 province venete. Crediamo che i prodotti veneti vadano tutelati. Purtroppo, troppo spesso l'Europa non tutela i prodotti tipici, non tutela il mondo dell'artigianato. L'iniziativa è ovviamente, attraverso i sapori del Veneto, far conoscere la nostra terra, sia dal punto di vista turistico, ma anche far riflettere i parlamentari, i funzionari di questa Unione Europea che bisogna tutelare il made in, bisogna tutelare il prodotto tipico, perché solo attraverso questa tutela possiamo salvare il mondo dell'artigianato, che in fondo è quello che riesce ancora a sopravvivere in questo momento di forte crisi. La produzione agroalimentare del Veneto è vastissima, i prodotti tradizionali censiti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali sono 356, solo nella lavorazione carni, produzione formaggi e panifici operano nella regione oltre 8.000 aziende che danno lavoro ad oltre 32.000 persone.